Da tempo il Veneto e i veneti chiedono principalmente alla politica la capacità e la forza e il coraggio di poter riformare le istituzioni e i modi stessi della politica. Ce lo chiedono ad alta voce, questo non riguarda esclusivamente il Parlamento a Roma, il PD è impegnato sia a livello nazionale che a livello locale a sostenere questo processo di riforma, tant'è vero che lo stesso PD ha sostenuto con forza che sia il nuovo Statuto Veneto ricomprendesse, diciamo, il processo di aggregazione, in modo particolare delle fusioni, che vi fosse un sistema premiante nella legge 18 che pure va rafforzata sul processo delle fusioni, in modo particolare dei piccoli comuni, e che si è battuto in definitiva anche per abolire il quorum al referendum. Tutto questo sta all'interno di un processo politico di riforma delle istituzioni che deve in qualche maniera chiamare tutti a portare un proprio contributo, quindi dal livello del Parlamento, dal livello della Regione e dal livello dei comuni. Io credo che su questo, se il PD saprà mantenere ferma e saldo questo percorso, avrà anche un riconoscimento da parte dei veneti. La Regione deve fare la sua parte, da questo punto di vista razionalizzare le proprie strutture e da questo versante rafforzare anche la legge 18, in modo che il processo di riforma complessivo avvenga anche dal basso.